Sabato 8 febbraio 2020 nello storico Palazzo dei Cerchi in via della Condotta a Firenze sta per avere inizio la cerimonia di consegna del premio Campo dei Miracoli, un premio ovviamente ispirato dal capolavoro di Carlo Lorenzini e promosso dall'associazione Pinocchio a casa sua, il cui presidente Giuseppe Garbarino qui a mio fianco è ben conosciuto dai telespettatori perché dell'associazione ne abbiamo parlato spesso in occasione delle tante celebrazioni del burattino reso famoso dal Collodi con Lorenzini con lo pseudonimo di Collodi. Sono tante le città di Pinocchio, in ognuna di queste città dove ci sono evidenti tracce di questo capolavoro sono sorte delle associazioni, sia a San Miniato Basso, ovviamente a Sesto Fiorentino, ovviamente a Collodi, ovviamente a Firenze. Sono tutte città che hanno visto dei lunghi soggiorni di Carlo Lorenzini e ovviamente in questi lunghi soggiorni lui ha attinto a paesaggi, a ambientazione, a personaggi che hanno ispirato questo folto campionario di umanità che rende indimenticabile il libro. Grazie a tutti gli ospiti che sono venuti qui questa sera. Intanto, nasce questo premio? Questo premio è nato anni fa, così un po' per caso. Il primo a cui abbiamo dato il premio Campo dei Miracoli è stato un fotografo, Giuseppe Savella di Sesto Fiorentino, perché fece una serie di scatti alla Villa Gerini, appunto a Sesto. Sesto Fiorentino nota per essere il Campo dei Miracoli del libro di Pinocchio. Lui fece lì con un burattino di legno alcuni scatti molto carini e allora ebbi l'idea, diciamo, per compiacerlo, per ringraziarlo anche, di creare questo premio. Fu il primo, dopo l'abbiamo dato anche ad altre persone. Questa sera appunto abbiamo alcuni degli attori che hanno partecipato al Pinocchio di Matteo Garrone, poi un'associazione di Sesto Fiorentino, un'associazione di San Miniato di Pisa, l'associazione Pinocchio e Pinocchio, verrà Stella Buggiani. Ecco, una cosa importante voglio ringraziare la proprietà di questo palazzo che con molta lungimiranza ha capito che poteva ospitare questo premio, dando questo spazio molto bello, interessante, che tra l'altro in quelli che sono i nostri futuri, il nostro immaginario futuro potrebbe diventare addirittura il luogo per un vero e proprio museo di Pinocchio a Firenze. Perché fra i tanti personaggi e tanti luoghi del Pinocchio hai scelto proprio per intestare il premio il Campo dei Miracoli, che si dice fosse a Colonnata, che è una frazione di Sesto Fiorentino? Sì, perché la nostra associazione... Dove aveva sede la Manifattura Ginori. Esatto, subito proprio vicino alla Manifattura Ginori. Perché la nostra associazione, diciamo, ha come sede operativa proprio la Villa Gerini, dove appunto c'è anche questa collezione di materiale, oggetti, curiosità, statue, quadri, documenti legati a Pinocchio e a Carlo Lorenzini. Per cui è venuto naturale di parlare del Campo dei Miracoli come premio, ecco, anche perché è abbastanza simpatica anche come idea. Allora noi seguiremo, sorpresa, ecco. Continueremo a seguire la vostra attività, tienici sempre informati come ci ha informato quest'oggi. Noi tempestivamente siamo intervenuti, ora prima dell'inizio della manifestazione vedete incombe già alle nostre spalle uno dei conduttori, Gianmaria Vassallo, perché siamo proprio nell'imminenza dell'inizio della cerimonia, quindi cercheremo di raccogliere anche le altre interviste. Premio Campo dei Miracoli 2020 a Barbara Enrichi, un premio meritatissimo perché è una delle protagoniste del film Pinocchio di Matteo Garrone, un film bellissimo, un'esperienza credo per un attore indimenticabile, perché lavorare con un regista del calibro di Matteo Garrone credo sia un'opportunità, un privilegio che capita poche volte nella carriera di un artista. Esatto, tengo a precisare che non sono uno dei protagonisti ma faccio un piccolissimo ruolo, però come si dice è meglio un piccolo ruolo in un grande film che il contrario, insomma, e quindi no, sono stata onorata sia di lavorare con Matteo Garrone sia di fare la scena proprio con Roberto Benigni, che considero uno dei migliori attori e che ci rappresenta tutti nel mondo, sia come attori sia come noi toscani, insomma. Fare Pinocchio poi per un toscano è un valore aggiunto. È un valore aggiunto, è una fiaba con cui tutti siamo cresciuti, io mi ricordo benissimo il libro e mi ricordo benissimo anche le illustrazioni così fantastiche del libro che ritrovo però anche nel film di Matteo Garrone. Tu sei un po' un'icona dei film made in Toscana, sei stata chiamata da tutti i registi che hanno ambientato dal Ciclone, Alessandro Benvenuti. Ecco, questo film quanto è toscano?
Non so se sai che Matteo Garrone è figlio, la mamma è fiorentina, il nonno era un grande attore, Adriano Rimoldi, nato alla Spezia ma fiorentino. Quanto c'è della sua toscanità in questo film? Allora, Ognuno dei registi con i quali ha lavorato ci ha offerto uno specchio della toscanità diverso. Sì. Devo dire che il film non è girato solo in Toscana, di attori toscani poi alla fine non ce ne sono tantissimi, però rappresenta molto la toscanità proprio per via della fiaba, secondo me. Che dire, non lo so, secondo me lui l'ha colta questa toscanità in qualche modo, specialmente nei personaggi. Il padre di Garrone, se non sbaglio, era un critico... Nico Garrone, un grande... Nico Garrone, di cui noi come H Azzurra, insieme a Ugo Chiti, la mia ex compagnia, temevamo proprio il giudizio, quindi conoscevo il padre e ho avuto l'onore di lavorare con il figlio, insomma. Tu hai lavorato in tantissimi film con Massimo Ceccherini. Credo tu sia consapevole che Massimo merita un premio per questa interpretazione. È stato veramente magistrale. Te l'aspettavi da lui una prova attoriale così imponente, impetuosa? Allora, io conosco Massimo da tantissimo tempo, abbiamo fatto un sacco di film insieme, quindi lo conosco bene. Sì, me l'aspettavo perché io lo so che lui è molto bravo, è veramente molto bravo Massimo, magari si sa gestire poco bene, però sul set è fantastico, è un attore di una grandissima sensibilità e anche capace di improvvisare le scene rendendole veramente uniche, la scena che mangiano al ristorante, all'osteria. È fantastica, insomma, è anche molto da ridere, è anche bella, no? Complimenti per il premio. Grazie mille. Uno dei 4 premi verrà assegnato all'associazione Pinocchio, AI Pinocchio, la cui presidente Stella Buggiani è qua a ritirarlo ovviamente. Pinocchio, AI Pinocchio, i nostri telespettatori lo conoscono benissimo perché dalla sua nascita l'abbiamo seguito nella sede naturale dove avrebbe dovuto nascere e dove è nato, cioè a San Miniato Basso, che fino agli anni 20 del Novecento si chiamava il Pinocchio e guarda caso proprio al Pinocchio nelle immediate vicinanze il padre di Carlo Lorenzini lavorava come cuoco in una villa di una famiglia nobile e quindi si presume che questo nome lui lo possa aver attinto da queste frequentazioni del luogo. Con l'associazione Pinocchio a Pinocchio portiamo avanti l'identità di questo nome Pinocchio, che è molto sentito a San Miniato Basso, e qui in questa occasione con l'associazione Pinocchio a Pinocchio ho l'onore di presentare anche la Filomena Torelli, che parteciperà al campionato mondiale fischiatori a Tokyo in Giappone e comunque siccome parteciperà fischiando anche le musiche di Pinocchio e lei è di San Miniato, siamo orgogliosi di presentarvela. Bene, allora benvenuta nei nostri incontri con l'arte. Come si svolge? Cosa fa un fischiatore? Un fischiatore, nella circostanza del campionato a cui andrò a partecipare, si presenta con dei pezzi classici e popolari, in questo caso il popolare sarà quello di Pinocchio, e gareggia proprio a livello professionistico per presentare le sue abilità. Io sono una virtuosa del fischio, quindi in qualche maniera... Un piccolo assaggio ce lo puoi... Potremmo fare qualcosa di Pinocchio che siamo a tema.